Giacomo Casanova ha, prima di ogni altra cosa, una fama di grande seduttore, che lui stesso non ha esitato a corroborare. Ma spesso si dimentica che fu anche filosofo, poeta, abate, avvocato, romanziere, saggista, matematico, massone, avventuriero, librettista, viaggiatore, spia, commediografo, suonatore di violino, occultista e quant'altro della sua sconfinata esperienza ci venga tramandato dalle sue stesse opere oppure dalla cronaca tramutatasi il più delle volte in leggenda. Ma a 20 anni Casanova fu anche uno scapestrato teppista che nel 1745, con una combricola di amici, aveva preso la brutta abitudine di combinare scherzi pesanti nel corso della notte. Chiamavano le ostetriche e le mandavano a far partorire donne che non erano incinte. Chiamavano i dottori e li mandavano a curare d'urgenza nobili che non erano malati. Chiamavano i preti e li inviavano a somministrare l'estrema unzione al capezzale di persone che erano perfettamente in salute. Una sera di carnevale di quell'anno, in compagnia di un nobile di Casabalbi, costrinse con un trucco il marito di una popolana ed alcuni amici della coppia a recarsi sull'isola di San Giorgio in nome del Consiglio dei Dieci. Dopodiché, condotta la donna all'Osteria delle Spade, cenò con lei e con altri compagni di scorribande per poi trascorrere con la ragazza tutta la notte. Fu un episodio non troppo edificante nella vita del veneziano, che non ebbe conseguenze solo perché gli inquisitori preferirono lasciar correre. Anni dopo Casanova seppe che le guardie conoscevano i nomi di tutti i componenti della compagnia degli scapestrati, nonché tutti i fatti che avevano compiuto dal più sciocco a quelli più gravi. Non avevano mai agito contro di loro con tutta probabilità grazie all'importante amicizia che Giacomo aveva con il senatore Matteo Giovanni Bragadin, che fu uno dei suoi più generosi protettori. Ma se sedete all'Osteria alle Spade, che esiste ancora oggi, sappiate che Giacomo Casanova è passato anche di qua.